Occorreva riportare il calcio che conta a Nova Feltria. La mission era quella di voltare pagina senza dimenticare un passato importante, caratterizzato da grandi uomini che hanno fatto la storia del Nova Feltria. Solo per citarne alcuni, avendo avuto anch'io un passato in questo club da calciatore: Maurizio Crociani, Rolando Mobilia, Claudio Bartoletti e per ultimo Walter Urbini, colui che ancora risulta essere la vera chioccia di questo club, rinato nel 2011 sotto la denominazione di Vis Nova Feltria Calcio. I tifosi si sono innamorati di un ritornello, auspicando che quel pallone riportato in paese attraverso i giovani del posto potesse arrivare lontano. A questo si è aggiunto nuovamente l'entusiasmo della gente del posto che ieri ha presenziato come non mai all'evento, riempendo il comunale. Allora, se è vero che un giorno all'improvviso mi innamorai di te, come amano cantare gli ultras, oggi come allora difendono il paese cantando nella piazza Ale Ale. È stata la vittoria di Cima, Giuliani, Sebastiani, Raffaelli, Urbini, Guerra, Di Grazia, di tutta la squadra, delle donne che hanno aiutato in Nova Feltria, Carlotta, Priscilla, Letizia, solo per citarne alcune, per poi sposare un progetto che tra porchette e champagne ha portato perfino a far cantare ai tifosi il ritornello dedicato al vicepresidente Mandrelli. Portaci, portaci l'Europa, portaci l'Europa, portaci l'Europa, portaci l'Europa. Inizio di cartellonistica per gli ultras novafeltresi che rispondono alle accuse ricevute dai cugini del Perticara dopo la sconfitta del penultimo turno con la Longianese, ma il capitano del Perticara di giornata Delfini ammette: per noi non dice niente, per loro è una bella partita, insomma, la vorrei giocare io. In avvio di partita, Nova Feltria ha subito il vantaggio. Raffaelli viene atterrato al limite dell'area di rigore. Del calcio piazzato se ne incarica Lorenzo Fraboni, che indovina con il suo piede fatato la traiettoria vincente che inganna l'estremo Simonetti. Nova Feltria in vantaggio. Esultanza stile Cersi per la squadra di Guerra, l'abbraccio con la tifoseria e conclusione con Rinaldi che lucida a dovere la scarpetta di Fraboni, stile Moriero Ronaldo, Inter, stagione 97-98. Gli 11 di Guerra non fanno mai oltrepassare la metà campo agli avversari, Perticara Guardingo, così che Rinaldi sfiora il raddoppio. Da calcio d'angolo, vera arma micidiale del match, in Nova Feltria trova il raddoppio. Dominici si svetta più in alto di tutti, infilando nuovamente Simonetti, 2-0. Da un nuovo angolo, questa volta è Gabriele Raffaelli ad avere la palla a gol, ma non inquadra il bersaglio. Ma oggi i genitori al proprio figlio perdonano tutto e tra poco capirete il perché. Altro corner, battuto questa volta da Fraboni, e altra inzuccata, questa volta di Pilotto con Simonetti che compie il miracolo, aiutandosi con il palo. Ripresa dalla bandierina, nuovamente Fraboni mette al centro, colpo di testa di Dominici, ribatte la difesa del Perticara e per Fattori è un gioco da ragazzi scaraventare sotto misura il pallone del 3-0. Gioia anche per il centrale in maglia numero 5, classe 1993. Nel finale, in contropiede, l'ex Pietracuta Sebastiani, neoentrato, serve un delizioso assist per la corrente Tommaso Raffaelli, che rifila il poker alla difesa avversaria. Per lui, gioia incontenibile. Per la famiglia Raffaelli, con lo striscione da lassù, sta a dimostrarlo. La gara termina qui, festa grande al comunale con la squadra che si reca verso la tribuna per salutare il pubblico amico e con una maglietta a testimoniare una giornata indimenticabile, buona la prima per il Nova Feltria. Alla fine l'invasione pacifica del tifo in campo per toccare da vicino i propri eroi, il sindaco Marani se ne compiace e magari anche loro l'anno prossimo tra uno sbadiglio e una postazione non troppo comoda per seguire il match pagheranno quel biglietto che vale uno spettacolo chiamato Innova.